Giovanni Manildo, candidato per la presidenza della Regione Veneto, ci racconti un po' di lei, qual è il suo percorso, cosa l'ha spinta a candidarsi e quali sono i punti principali del suo programma. Sono un avvocato, padre di 3 figli, sindaco di Treviso dal 2013 al 2018. Mi ha spinto a candidarmi la voglia di cambiamento, di vestire l'alternanza a un sistema di potere che dura da 30 anni, centrodestra, 15 anni del presidente Zaia, e voglia di ricostituire un rapporto di fiducia con i cittadini che abbia una visione. Mi sono candidato con l'idea di creare futuro, quindi la necessità di dare un futuro soprattutto ai giovani, una comunità che si prende cura dei loro bisogni, una comunità che vede nello sviluppo economico, nel lavoro, nella sicurezza, nella sanità pubblica l'idea di un Veneto diverso. Tra i giovani appunto si registra sempre di più episodi di violenza e di disagio. Cosa propone per prevenire questi fenomeni e allo stesso tempo per offrire loro più opportunità? I giovani hanno bisogno di futuro. Dal 2011 ad oggi nel Veneto se ne sono andati 55.000, questo è un grandissimo problema. Dobbiamo aumentare la qualità della vita, politiche per la casa, politiche per il trasporto, politiche per la giusta retribuzione e l'entrata nel mondo del lavoro. Se ai ragazzi si crea futuro, si incomincia anche a educarli al rispetto, all'educazione, alla convivenza, all'educazione civica, si incomincia a cercare di prevenire degli episodi di insicurezza che purtroppo stanno prendendo la scena nelle nostre città. È fondamentale l'aspetto educativo, l'aspetto di creazione di futuro, ma è anche fondamentale l'aspetto di pugno duro, di regressione, di repressione ai comportamenti antisociali. Dobbiamo aumentare gli agenti di polizia municipale, aumentare gli organici della polizia, dare pene certe, e su questo mi dispiace perché c'è stata un'occasione persa da parte dell'ultima legge di bilancio che non ha allocato le risorse necessarie per avere più polizia municipale nei nostri comuni. La sanità resta uno dei pilastri del sistema veneto, ma anche uno dei settori più sotto pressione. Quali interventi ritieni più urgenti per ridurre le liste d'attesa e sostenere poi il personale sanitario? Per noi la sanità pubblica è una stella polare, non dobbiamo ascoltare le sirene della privatizzazione sul modello lombardo come richiesta dal centrodestra, e non dobbiamo continuare in una privatizzazione di fatto come è stato eseguito negli ultimi 10 anni dal governatore Zaia. Dobbiamo promuovere una valorizzazione del personale medico, sanitario, infermieristico all'interno degli ospedali, un riconoscimento del loro valore incredibile e aumentarne anche le retribuzioni. Dobbiamo investire nella medicina di prossimità. Siamo la regione che ha minor numero di medici di base rispetto agli abitanti, 0,67 su 1000, rafforzare le reti territoriali di medici di base, perché prossimità e prevenzione possono costruire una sanità migliore.